Si è svolto ieri il primo Memorial Peppe Zarcone, un quadrangolare di calcio a 5. 4 le squadre che vi hanno partecipato, amici di Peppe, amici di San Giuseppe e 2 della polizia penitenziaria, di cui Zarcone ne faceva parte ed era molto stimato dai suoi colleghi che hanno ritenuto appunto di dedicargli l'evento. Sentiamo un ricordo di Carmelo Caramanno e Peppe Talenti. Allora, Peppe era amante del calcio, noi ci conosciamo da 60 anni, io ne ho 61 e lui ne aveva 64. Siamo cresciuti assieme a San Giuseppe e lì è nata la nostra passione per il calcio. Lui amava tanto lo sport e noi lo ricorderemo sempre perché noi ogni anno, come diceva Carmelo, organizzavamo le partite proprio per ritornare tutti assieme. Noi eravamo amici e resteremo sempre amici e ringraziamo a Carmelo che ha organizzato questo memorial perché è una cosa bella, per noi è una festa perché lo ricorderemo sempre. Ma Peppe, forse se sono in questo stato, è stato lui che mi ha fatto arruolare con la sua sempre con la ziccaggine, noi diciamo ziccaggine perché sempre ogni volta veniva e mi diceva arruolati, e se sono qua è anche merito suo. E già parlare di lui mi emoziona. Sì, per noi è sempre stato, diciamo, era il più grande di tutti, però nello stesso tempo era il più scherzoso, perché la vita per lui era uno scherzo, era divertirsi. Al tavolo quando si finivano le partite che mangiavamo sempre era accanto a me ed era uno show perché era un amico, scherzoso, vai. Era unico nel suo genere, veramente. Particolare. Era particolare. E ringraziamo sempre, diciamo, Carmelo perché ha avuto questa bella iniziativa ed è bello ritrovarsi tutti assieme e stare insieme a lui perché per noi è sempre presente. Il nome di Peppe? Il nome di Peppe perché è importante. Grande Peppe Zarcone. E anche alla famiglia un augurio pure a loro perché è dura anche per loro.